Sì. Sì. Buon pomeriggio a tutti, a voi presenti, a coloro che si stanno collegando da remoto sul canale YouTube della Biblioteca Marciana, che per il 10° anno consecutivo con vivo piacere ospita le iniziative, il ciclo di lezioni marciane ideato e coorganizzato dal Centro Studi Torcellani, qui rappresentato in questo momento, in questa prima conferenza, dal professor Molin. La proposta per il decennale è di 2 incontri. Il primo avrà come relatori qui presenti, che ringraziamo, una collega importante per la Biblioteca Marciana, già responsabile del Dipartimento Manoscritti e Rari, la dottoressa Susi Marcon, che accompagnerà nel dialogo Don Alessandro Bellezza. Il titolo della conferenza oggi proposta, appunto come vi dicevo prima, di 2 conferenze del ciclo marciano del Centro Studi Torcellani, è Tracce di liturgia veneziana tra XIII e XIV secolo. Don Alessandro Bellezza è membro dello Studio Teologico Interdiocesano Toniolo e Susi Marcon ve l'ho presentata. Io lascio la parola al professor Molin perché introduca questa conferenza nella cornice delle 2 lezioni marciane. Grazie. In piedi, si sente? Sì, grazie mille. Beh, innanzitutto un benvenuto agli ospiti presenti, come addirittura, se mi viene permesso, c'è una signora che viene addirittura da Grado per ascoltare questa conferenza, quindi ringrazio, vedo volti amici, vedo persone nuove, quindi diventeremo sicuramente amici come Centro Studi Torcellani, e ringrazio la dottoressa Venturelli e chiedo a lei di portare al direttore della Biblioteca Marciana, alla direzione, allo staff tecnico, a tutti il più vivo ringraziamento mio, della professoressa Bassani, del professor Brazzesi, che oggi non possono essere presenti per impegni di vario tipo, tra cui anche qualche problema di salute e cose stagionali, ma che portano davvero i saluti e che con me hanno condiviso l'idea quest'anno di ridurre un po' il numero, perché sono 10 anni, però in questi 10 anni abbiamo detto tanto, abbiamo detto, spero che non abbiamo detto troppo, però abbiamo visto molto probabilmente nel corso del tempo anche un calo. Io sono molto pratico, se c'è qualcosa da dire si dice, se c'è qualcosa che non abbiamo niente da dire non si dice niente, si aspetta e quando si avrà qualcosa da dire nel futuro. C'è stato anche un calo di interesse, un calo di curiosità, un calo anche nella partecipazione. Allora abbiamo pensato 2 conferenze che diventano anche presentazioni di libri in qualche modo, e quindi in un contesto come questo della biblioteca credo sia proprio il contesto ideale. Quindi la presentazione del libro di Don Alessandro Bellezza, un messale votivo veneziano, che si inserisce ovviamente nella cornice della conferenza che la dottoressa Venturelli ha già citato, e poi il 23 di novembre presenteremo il libro della collana Veneti a Venezia, le lezioni marciane tenute qua negli anni 2019-2020, quel poco, 2021, quindi gli anni della pandemia, con i contributi dei relatori, ma chi è iscritto vi arriverà la mail. E quindi abbiamo pensato, ecco, di fare questo un po' anche per lasciare un po' di ossigeno, per rigenerare anche il pubblico e anche per rigenerare le nostre ricerche e trovarsi magari eventualmente più avanti con qualcos'altro da proporre. La conferenza di oggi è molto interessante. Io conosco molto bene Don Alessandro, conosco anche molto bene la dottoressa Marcon, oltre ai titoli che sono stati detti, ormai posso dire che sono 2 amici e 2 maestri nel loro campo, perché sinceramente non so nulla di quello che diranno, quindi sono curioso davvero di capire. Io il libro l'ho letto, però insomma ovviamente non ho le competenze per poter commentare un lavoro di questo genere. Permettetemi anche così un po' una forma di pubblicità, perché il centro studi ovviamente è una realtà che prosegue nel corso del tempo. Grazie a Stefania Daghini abbiamo anche una diretta Facebook sul canale del Centro Studi Torcellani, c'è Facebook, c'è Instagram,
Abbiamo fatto anche dei piccoli omaggi che dopo daremo ai relatori, e quindi anche alla dottoressa Venturelli, che spero alla fine sarà qua per salutarci, e quindi davvero un grazie, vi do il benvenuto per questo breve ciclo, grazie per l'amicizia, grazie per il sostegno che ci date anche con le mail. Molti di voi mi scrivono, scusate se poi non riesco a rispondere a tutti perché è un po' faticoso, però mi scrivono criticando in maniera positiva o anche magari dando dei contributi, anche magari di critica, chiamiamola negativa, ma la critica è sempre positiva, consigliando su come si può fare meglio qualcosa, e quindi davvero grazie, perché 10 anni non sono pochi, la volontà è di farne almeno un altri 10 e poi fra 10 anni ci ritroveremo e ci penseremo. Buon ascolto. Grazie. Buonasera. Siamo qui con Don Alessandro Bellezza per leggere insieme quello che è il suo lavoro di dottorato. È stato il suo lavoro di dottorato in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico di Roma, e si è concretizzato appunto quest'anno, l'anno scorso in verità, e nella pubblicazione presso il Marcianum Press. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'esame di un manoscritto specifico conservato presso la Biblioteca Capitolare di Treviso, e lo studio contempla quindi come un buono studio scientifico richiede, contempla un esame comparato con altri manoscritti, una ubicazione, localizzazione dello stesso manoscritto, possibilmente una datazione, e solo in questa maniera lo studio pone il manoscritto, lo riconosce come un preciso elemento che si inserisce per costruire una storia della cultura, in questo caso una storia della liturgia e una storia veneziana. Dicevo, è conservato presso la Biblioteca Capitolare di Treviso. Ora, un elemento di questo manoscritto che va considerato è che è privo di indicazioni di provenienza. Vedremo come sono spariti gli antichi inventari della biblioteca, e quindi la provenienza è assolutamente sconosciuta. Anticipo che Don Alessandro ha correttamente identificato il manoscritto per ragioni contenutistiche ma anche formali come un messale votivo veneziano. In effetti la Biblioteca Capitolare ha un'origine molto antica. Il capitolo ha una fondazione che risale all'VIII-IX secolo, con documenti specifici che lo attestano, e ha nel tempo una attività anche di didattica. Era una scuola ovviamente di teologia, di formazione comunque dei partecipanti del capitolo, ma anche in parte del clero, come succedeva per moltissime istituzioni di questo tipo, le scuole delle cattedrali, almeno sì in Italia ma anche in Europa. È la grande epoca anche carolingia e carolina, e a Treviso le fondazioni sono ben attestate. Nel XII secolo poi, a seguire nel XIII, con l'insorgere del libero comune in Treviso, viene aumentata la fondazione del Duomo, il capitolo si rafforza, e abbiamo
ci sono anche altre costruzioni del comune in città importanti. E a proposito della biblioteca abbiamo un rarissimo e prezioso documento che ci attesta, databile al 1135, che ci attesta che erano presenti nel capitolo, a questo punto chiamiamola biblioteca del capitolo, perché già in questo caso sono 40 manoscritti, che a quell'epoca erano assai preziosi, e c'erano testi biblici ed argomento religioso, un Paolo Diacono, un libro di computi, un Presciano, la dialettica, le opere di Boezio, opere indispensabili per la didattica anche della lingua latina del tempo, e della grammatica e dialettica. Vi erano anche i libri fondamentali di lettura, Virgilio, Orazio e Terenzio naturalmente. Quindi ci dà subito l'immagine di un ambiente culturalmente assai ricco e con presenze librarie importanti. Inutile dire che nulla di tutto questo è rimasto, vedremo perché. Arriviamo subito. La distruzione del 7 aprile del 44, il bombardamento fatidico di Treviso del 7 aprile, cancella le procuratie nuove, scusate, sono abituata a Venezia, la sede del capitolo nuova e quella vecchia. Non soltanto, poche ore dopo il bombardamento passa anche un incendio devastante. Quando Botter ricostruisce le sagrestie e le sedi del capitolo, lo fa saltando le innovazioni che c'erano state nel frattempo, soprattutto settecentesche, e ricostruisce quella che a lui sembra essere una situazione che può essere letta come medievale, come del XII-XIII secolo. In tutto questo il nostro manoscritto è andato perso. No, non era lì, perché nel frattempo, nel 40 e nel 44, erano state estratte a cura d'Alessi, mi sembra, un bibliotecario canonico del tempo, erano state estratte 17 casse di libri e riparate in campagna. Ora, che cosa? Naturalmente sono andati persi anche i cataloghi, con la stessa distruzione totale, perché non erano stati ricoverati nelle casse, che invece hanno accolto alcuni dei libri più antichi, ma soprattutto i documenti antichi del capitolo e la parte musicale, che infatti sopravvivono. Questo è il nostro manoscritto, anzi il manoscritto di Don Alessandro. Come vedete ha una coperta messa di restauro. Il restauro è avvenuto tra il 1975 e il 1985 a Firenze e naturalmente, come succedeva a quei tempi, non è documentato da una relazione di restauro, o perlomeno non è stata ritrovata. Il manoscritto stesso è composto di 4 o 5 quinterni, non mi ricordo, più un quaterno, più un ternione, ma insomma fa lo stesso, quindi non è un manoscritto molto corposo all'interno, ma nulla sappiamo di come fosse la legatura un tempo. Oltretutto a questi quinterni di manoscritto seguono un paio di fascicoli di Consolazione Filosofie di Boezio, del tutto estraneo a questo manoscritto.
attualmente è legato insieme, ma sappiamo, vi dirò perché, che comunque viaggiavano insieme questi due manoscritti. Per quale strana ragione non lo sappiamo. È possibile che quel frammento del Boezio fosse usato, come si vede dalle postille, fosse usato per la didattica, perché ci sono alcuni termini ripetuti in interlinea con delle interpretazioni. Quindi è assai verosimile che fosse usato nell'ambito della didattica. Ma insomma, torniamo al nostro messale votivo. Abbiamo al dorso queste indicazioni che vedete, una segnatura 11, la scritta Missale Vetus, la segnatura primo 99, che vogliono dire scaffalatura e posto all'interno e ordine di sequenza all'interno della scaffalatura, e l'attuale posizione di numero 4. Ci sono anche dei segni di riuso della pergamena, esattamente qui, ma sospetto che si tratti di una pergamena recuperata in qualche altro luogo e messa di restauro, perché non ha alcun senso, alcuna richiamo all'interno. Anche la scritta Missale Vetus in questo luogo è misteriosa, nel senso che potrebbe essere scritta di restauro con questo numero d'ordine che ancora non riconosciamo, ma di certo purtroppo in questi restauri fatti in epoche di poca chiarezza gli elementi che troviamo non possono essere riconosciuti come elementi storici. Il contenuto della cassa in cui stanno i manoscritti, e siamo ovviamente al momento della ricostruzione delle casse o di apertura delle casse, comunque è riportato dal Campanier e il nostro manoscritto è indicato come Messale Vetus, ma è la prima volta che viene indicato in questa maniera. È una comodità di scrittura, una comodità di interpretazione per poterlo, chi lo sa. Comunque la segnatura è quella, c'è scritto restaurato appunto perché questo elenco è stato trascritto dal Campanier sia nell'85 sia nel 92 e quindi a questo restiamo senza sapere effettivamente da che cosa provenga. In effetti gli lasciti, dopo l'epoca d'oro del capitolo di Treviso, i lasciti erano stati tantissimi alla biblioteca, lasciti che si erano concentrati nel 300. Un elenco sopravvissuto del 700, dell'Avogaro, ci dice che erano almeno 4 i messali votivi. Tuttavia sono descritti in maniera talmente generica che non è possibile ricondurre questo all'interno né fra i libri dell'Avogaro, di cui resta una contezza, si può riconoscere questo messale. Fortunatamente è individuabile una copia del catalogo dei manoscritti della Capitolare, non si sa a quando risalisse, comunque la copia è stata fatta nel 1892 da un altro canonico, Angelo Marchesan. E c'è prezioso perché, come vi dicevo, tutti i cataloghi sono andati persi con l'incendio. E questo recita catalogo dei manoscritti della Biblioteca Capitolare di Treviso, copiata da me, eccetera, eccetera, il 7 novembre del 1892. Ora, è un catalogo alfabetico, scusate,
Si tratta di un catalogo alfabetico e la voce che ci interessa, caratterizzata appunto dalla segnatura primo 99, è un messale. Vedete bene che non era un missale Vetus. La denominazione nasce più tardi, è all'evidenza. Ripeto, l'ipotesi è che nasca per comodità all'interno delle casse salvate. Questo è un richiamo ad una nota che compare nello stesso fascio redatto dal Marchesan e conservato presso la biblioteca del seminario di Treviso, e questo ci dice che il messale è membranaceo. Poi sì, le indicazioni sono generiche, non ci aiutano, però ci dice che manca quel foglio che attualmente mancava e attualmente manca quel foglio, un foglio del primo quinterno, all'interno del primo quinterno, che quindi definisce come prima pagina, vi dirò perché, e dice si trova come appendice copia dal Boezio. Dunque non è un'interpolazione successiva, c'era già il Boezio allegato, ma non ci dice che si fosse legato insieme, si dice si trova come appendice, e questa è l'unica traccia che abbiamo. Né la provenienza ci viene illustrata in alcuna maniera. Vediamo allora di ricavare un paio di dati vedendo il manoscritto. Io non parlerò del contenuto di cui è responsabile esclusivamente Don Alessandro. C'è una maculatura iniziale. Un altro testo inserito, maculatura vuol dire che sono dei fogli ritagliati e resi idonei a servire da interno e da guardie della legatura, anticamente. Ora, questo foglio, che è servito da maculatura iniziale, ha dei segni di guasto che ci suggeriscono che il codice avesse un tempo in antico una legatura probabilmente in assi, anche se non molto pesanti, e con borchie, perché simili guasti avvengono quando ci sono delle borchie con elementi metallici che possono corrodere i fogli che vengono messi a protezione appunto del manoscritto. Vi ho messo a confronto un altorilievo che è conservato presso il Museo Diocesano di Treviso. A caso, l'ho preso a caso, ci sono moltissime altre occorrenze, che risale, è stato datato a fine 200 e che sta qui ad esemplificare come poteva essere allora un manoscritto simile al nostro. Vediamo il manoscritto e vediamo quali sono gli elementi per la datazione. Oltre a quelli contenutistici, di cui dirai tu e su cui io non sono per niente competente, abbiamo degli elementi che sono la scrittura, l'ornamentazione filigranata e l'unica miniatura esistente, che sta quasi all'inizio, insomma all'inizio della parte consistente del manoscritto. Dico subito che la scrittura è una gotica molto matura, con delle caratteristiche di spezzatura, di inclinazione delle lettere, di sovrapposizione delle lettere e cromatiche, perché l'inchiostro è scuro sostanzialmente,
che ci portano a una datazione già entro il 300. Osserviamo anche le filigrane, che sono molto, le filigrane vogliono dire le decorazioni, in questo caso è un manoscritto membranaceo, dunque non intendiamo la filigrana della carta, ma la decorazione con tratti di penna. Sono molto caratteristiche e scrittura e decorazione ci fanno ambientare, dico da subito, il manoscritto a Venezia decisamente. Lo facciamo per confronto e il confronto più opportuno, se n'era accorto anche Don Alessandro, è con il messale conservato all'Archivio di Stato di Venezia presso il Fondo dei Procuratori del Supra e che è un messale che certamente stava in sacrestia di San Marco, ma non porta segni di utilizzo nella liturgia marciana. Comunque è assolutamente veneziano. Questo è il manoscritto, il messale di confronto che vi porto. Questo è invece, questi due fogli sono invece del nostro manoscritto. Vedete come sia la scrittura sia le filigrane sono assolutamente sovrapponibili. Questo manoscritto l'avevamo datato a suo tempo, quando ho studiato i codici di San Marco insieme a Monsignor Cattin e a Giordana Maria Nicanova. Allora l'abbiamo datato nel secondo terzo del secolo XIV in maniera piuttosto ampia, ma insomma l'unico confronto datato per il momento è l'antifonario del 1325 conservato al Correr e l'omogeneità è abbastanza visibile. Sì, sono tornata indietro. Aiuto. Chiedo scusa. Eccolo qua. Allora, vediamo più da vicino le filigrane del messale dei procuratori in questo caso e in questo caso del nostro manoscritto. È evidente che siamo nello stesso momento, guardate ad esempio questa in confronto a questa, o ancora questa lamellatura qui, tanto da poter pensare che sia veramente la stessa mano, anche per la scrittura, sia per la scrittura che per le rubricazioni. Ma vediamo meglio la miniatura. Qui siamo nel manoscritto che si diceva dei procuratori e questo è il lacerto oggi, che resta oggi del manoscritto, questo, del messale votivo, che ha perso l'unico foglio caduto, sembra essere quello anteposto a questo. È assai possibile che vi fosse una decorazione più ampia, forse una miniatura figurata, non sappiamo oggi. Non è fuori fascicolo, quindi doveva essere qualcosa di fatto nella stessa pergamena del manoscritto. Cominciamo a osservare la miniatura, sì, e le coincidenze tra questa acanto filante e queste lettere, in questo caso una lettera, in questo caso un ricciolo decorato all'interno, sono veramente interessanti, anche considerando le cromie. Guardate questo specialissimo colore che non saprei neanche come definire attualmente, come si ritrova nel messale di San Marco, che era nelle mani di procuratori, non di San Marco, in questi luoghi, assai significativo. Altro confronto che si può fare è con invece un antifonario, uno dei volumi dell'antifonario
che era San Marco e di rito di San Marco. In questo caso il modulo scrittorio, la grandezza del codice, l'uso del codice è completamente diverso, quindi non possiamo in questo caso avere un confronto di questo tipo, ma abbiamo un confronto significativo con le miniature e questo è databile a circa 1318. Per chiudere, possiamo vedere esiti analoghi nel fastoso messale di San Marco fatto ai tempi del Dandolo, circa 1331-1345, probabilmente più vicino al 45, che ci permette di avere un riferimento, credo, preciso per una datazione puntuale. Lascio la parola a Don Alessandro. Non preoccupatevi, mi hanno solo detto che come presidente devo star vicino, io sono un po' uno spirito libero. Bene, buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera. Apro un momento quest'altro file. Funziona, ok. Allora io provo a fare con voi un po' il percorso che mi è accaduto di fare assieme a questo manoscritto, cioè dalla meraviglia del contemplare l'aspetto esteriore, la piccola miniatura, la grafia, la luminosità che emerge sempre dai manoscritti quando si contemplano dal vivo, a entrarci dentro. E io ho fatto questa scoperta che è necessario così avere qualche piccola competenza per entrare e leggere i libri, come facciamo attualmente. Un libro, per quanto ben stampato, ma finché non lo leggo mi resta muto. E io ho avuto la fortuna di fare questo piccolo percorso con il nostro missale. Il mio percorso è partito da Treviso, io sono un prete diocesano e sono stato inviato dal mio vescovo a studiare a Roma dal 2016 al 2020. Studiare che cosa? Liturgia. La liturgia è la messa, le preghiere della Chiesa, quant'altro. Andando a Roma ho scoperto che c'è anche tutta una lunghissima storia e che l'Istituto Sant'Anselmo, che è quello che vedete in foto alla vostra destra qui sotto, si fonda sullo studio delle fonti, quindi recuperare le fonti antiche per illuminare il modo in cui la Chiesa attualmente prega e crede. E mi sono imbattuto, io ho ricordato che qualche anno prima, entrando nella nostra biblioteca capitolare, avevo sì visto quel codice antico dal nome Missale Vetus, a me non diceva nulla all'epoca, e ho detto chissà se sarà qualcosa di interessante, e così fu. Appunto lì avete di nuovo un'immagine della biblioteca capitolare distrutta dal bombardamento del 44, che ricorda immagini che vediamo attualmente in altre parti del mondo purtroppo. Dunque, prima una licenza e poi un dottorato in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico ha motivato questa ricerca. Tutto ha ruotato attorno a questo manoscritto che è stato il cardine attorno a cui portare l'attenzione, che ha poi fatto espandere lo sguardo. Ecco, questa è la prima pagina del missale, custodito a Treviso. Forse si riesce vagamente a leggere la prima riga: quando sacerdos vadit ad altare dicat orationem. Quando il sacerdote va all'altare, questo è l'inizio della messa, poi seguono il corso, si chiamerebbe l'ordo misse, la sequenza, lo schema, la struttura della messa, come era all'epoca, che non è quella attuale, che non è neanche quella tridentina, è un'altra cosa ancora, se volete. Ecco, che si fa quando si ha a che fare con un manoscritto lo si vuole studiare? Anzitutto lo si legge e lo si copia. Prima ancora di capire che cos'è,
come è fatto, bisogna guardarci dentro. Se vedete alla vostra destra avete la trascrizione che c'è nella pubblicazione, ho fatto la trascrizione completa per rendere leggibile questo testo e confrontabile con altre fonti, perché la modalità di studio anzitutto copia e, se volete, trova le differenze della settimana enigmistica. Non è molto diverso lo studio scientifico di ricerca, almeno nella sua fase iniziale e direi così banale, ma allo stesso tempo molto puntuale, molto passo passo, molto lenta. Dunque, dalla trascrizione iniziale del codice sono emerse alcune caratteristiche. Primo, si è potuto confermare quella dicitura che si portava in coperta. Questo è veramente un messale, cioè un libro per il sacerdote o vescovo eventualmente dell'epoca per celebrare la messa. Di cosa si compone fondamentalmente? Dell'ordo misse, quello di cui dicevo prima, cioè la sequenza della messa, come c'è nel messale attuale che usa il prete per dire la messa. Quindi da dove si comincia, che cosa si fa e come si arriva infine. Assieme a formulari per le messe. Oggi nella nostra liturgia è la dedicazione della Basilica Lateranense e c'è un formulario particolare per celebrare questa messa. Ogni giorno in cui ci sia o un santo o una domenica o una ricorrenza particolare c'è un formulario, si dice, cioè preghiere pensate apposta. Qui c'è il primo formulario che appare nel manoscritto, che è la Messa della Santa Trinità, una messa votiva, cioè non per il giorno. Attualmente il giorno della Santa Trinità cade dopo la prima domenica dopo Pentecoste. All'epoca non era ancora così, ma era una messa votiva che si poteva usare qualsiasi giorno della settimana. Quindi è un messale, ma è un pezzo, diciamo così, unico, straordinario. Ecco, non so se qualcuno di voi ha confidenza con liturgia, libri liturgici. Oggi il messale è un librone rosso molto consistente che si trova o sull'altare o sulla sede del presbitero e contiene tutto quello che serve per tutte le messe di tutto l'anno, di tutti gli anni. Questo messalino, lo chiamo già così, è una scelta, una piccola raccolta che poi vedremo, quindi non assomiglia per nulla né al nostro messale né al messale tridentino, quello uscito dal Concilio di Trento, che aveva già dentro tutto, né al suo, diciamo così, predecessore, che immaginiamo potesse essere il messale della Curia Romana. Ce ne sono altri che ho studiato che sono fatti così, erano in uso a San Marco, e quindi libri molto grandi, molto pesanti, che stavano fissi su un altare e avevano dentro tutto quello che serviva per tutto l'anno. Questo invece ha fatto una scelta che poi vedremo. Ci sono delle inserzioni e varianti proprie, cioè ci sono dei testi che non si trovano da nessun'altra parte. Alcuni testi di alcune orazioni, alcune particolarità o poi ancora alcuni errori che sono tipici di questo manoscritto e quindi identificano che è stata fatta un'operazione ad hoc, non si sa bene chi sia stato il committente, io non sono stato in grado di recuperarlo, ma si vede chiaramente che più che un copista che copia un qualcosa che c'era già e copia per filo e per segno solo per tramandare un'identica tradizione, fa delle scelte apposta e minute, piccole, contenute, ma per un'occasione specifica. Alcuni elementi di contenuto. Che cos'è che ci sorprende di questo manoscritto? Primo, datato pure agli inizi del XIV secolo, ma contiene elementi molto più antichi, cioè che già nei manoscritti coevi non ci sono più. Delle particolarità. Il Papa nel canone romano, quando viene ricordato, una cum beatissimo famolo tuo è in questo manoscritto. Il beatissimo è un qualcosa che risale al IX-X secolo, poi scompare, non c'è più in nessun manoscritto. Come mai dopo alcuni secoli permane questa dicitura? Ancora, i libri liturgici precedenti ai messali sono i sacramentari, cioè
sempre il libro ad utilizzo del presbitero, del vescovo che presiede, ma solo con i suoi testi, solo le orazioni, non le letture e quant'altro, antifone. Spesso e volentieri in questo manoscritto si ritrovano testi che ci sono solo negli antichi sacramentari del VIII, IX, X secolo e che non si ritrovano più nei messali successivi. E ancora singole varianti, cioè capita quello che succede alle volte nella storia dei manoscritti, che manoscritti recenti conservano materiale antico. Non ci si sa bene spiegare come mai quella fila di copiatura di manoscritto in manoscritto ha voluto fare quella scelta. In questo caso è capitato questo. Forse più interessante per la storia di Venezia. Questo manoscritto ha una particolare concentrazione di particolari provenienti da tradizioni liturgiche differenti. C'è un grande patrimonio di particolarità veneziane, che vedremo dopo in maniera diffusa, e c'è una curiosissima presenza imprevista del nome di Ermacora e Fortunato. Qui siamo nel canone romano, vedete in questa seconda immagine. Il canone romano è la preghiera eucaristica, è l'attuale preghiera eucaristica prima, si usa raramente oggigiorno, era l'unica preghiera eucaristica dell'epoca, in cui a un certo punto si fa la memoria di tot santi. All'epoca questa memoria dei santi era un canone chiuso, rarissimamente si aggiungevano i santi locali. Oggi, per dire, se qualcuno ha confidenza, si ricorda la Beata Vergine Maria con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e i martiri e il santo del luogo. Ecco, il santo del luogo generalmente a quest'epoca nei manoscritti non appare mai, appariva anticamente, ma poi scompare. Per dire, deve esserci un canone chiuso, tutti fanno la stessa cosa. Qui chi c'è dopo Cosme et Damiani? Eccolo lì evidenziato, Ermacora et Fortunato. Ermacora e Fortunato non possono dire altro che o Aquileia o Grado, poco distanti si va. La cosa particolare è questo, il luogo del canone romano è un luogo delicatissimo in cui è difficile intervenire con delle varianti, perché la preghiera eucaristica, al cui interno ci sono le parole della consacrazione, della memoria dell'ultima cena, è da sempre un luogo ritenuto sacro, diciamo così liturgicamente. Se si fanno delle inserzioni non si fanno a caso. Quindi qui è un elemento necessariamente o aquileiese o gradense, una delle due. E poi ci sono degli elementi di fontavellana, ma li lasciamo lì. Ultima caratteristica così, non è in sintonia con la linea evolutiva dei messali provenienti da Roma, cioè è quello che accade un po' in tutta Europa. A un certo punto Roma con il Papa prende una pista particolare di evoluzione, di standardizzazione, in Europa accade più o meno cose diverse in sintonia tra di loro, a un certo punto vincerà Roma e Roma, la semplifico così, espande i suoi libri in tutta Europa, poi arriverà la stampa, poi arriverà il Concilio di Trento che impone in qualche modo un'unica scelta. Precedentemente la varietà la faceva da padrona. Quindi è un messale con alcune particolarità e poi quest'altra parola votivo, semplicemente perché non contiene la struttura di tutte le messe per tutto l'anno oppure per un periodo, non so, l'Avvento, la Quaresima, la Pasqua. Ha semplicemente una scelta prevalentemente di testi per celebrare messe di santi o messe per alcune occasioni, le messe per i defunti e poco altro. Al principio c'è lo schema per celebrare la messa, l'ordomesse, e poi questi formulari sono pochi, sono una settantina, poca roba. Con questo messale si dice messa poche volte, diciamo così, oppure si dice messa quotidianamente, ma solo con questi formulari, quindi e sicuramente non di festa, non ci sono le messe festive qui dentro, prevalentemente. Quindi è un messale votivo. Quali sono le caratteristiche veneziane che emergono e che ci possono risultare interessanti così, sia per lo studio che ne ho fatto io, sia anche così per la storia della cultura di Venezia?
Ecco, fondamentalmente non ci sono particolarità rituali specifiche. Il famoso rito patriarchino o marcolino, in questo messale non emerge nulla di speciale, se non i testi delle messe dei santi. Cioè ci sono si chiamano i formulari, quindi la raccolta delle orazioni per dire la messa, che sono caratteristiche di quella specifica celebrazione, e allora viene fuori che ci sono le messe di tutti gli apostoli, dei 4 evangelisti, di Nicola, Lucia, Elena, Marco ovviamente, Sant'Orsola, San Severo, Marina, San Raffaele e l'orazione per i naviganti. Ne ho scelte soltanto alcune che possono essere più evocative di un qualcosa che ha a che fare prettamente con Venezia. Venezia sappiamo che, grazie anche alle crociate, diciamo così, raccoglie una certa quantità di reliquie in giro per il mondo e le porta qui, e quindi il culto di alcuni santi prende gran respiro. Chiaramente c'è la centralità di Marco, e c'è poi questa curiosa orazione per i naviganti, sono le 3 orazioni per la messa. Questi sono 3 testi che non si trovano da nessun'altra parte al momento, tra i testi conosciuti. Io ho fatto uno studio il più possibile accurato, le orazioni pro navigantibus sono solo in questo manoscritto unico, isolato, fin tanto che non si troverà qualche altro testimone paragonabile, quindi così una specialità di questo manoscritto. Dunque, questo manoscritto ha questi elementi. Che si fa poi? Non ci sono grandi studi compiuti che abbiano analizzato, letto i testi. Io ho preso più volte il treno o da Roma o da Treviso, sono venuto in Marciana, ho conosciuto Susi e mi sono messo a cercare manoscritti e a far foto a tutte le pagine dei manoscritti per poterli leggere, perché se un testo non si legge resta bello, affascinante, ma non si capisce che ci sta dentro. Ho fatto quindi una collezione, attraverso poi un catalogo che è all'interno di questa pubblicazione, di quelli che ho trovato i messali manoscritti quasi certamente o presumibilmente in uso a Venezia o con elementi veneziani. Quali sono gli elementi veneziani? Quelli di prima, i testi dei santi, sono quelli che localizzano, che caratterizzano la specificità. Qui ci sono 3 testi differenti, il primo a sinistra è un messale simile al nostro, cioè sempre votivo, piccolo, solo con i santi. Quello centrale è un messale per la Quaresima, conservato qui in Marciana, e quello di destra è un messale plenario, cioè messale della Curia Romana, con tutti i testi per tutto l'anno, per tutte le messe, ma in uso verosimilmente in San Marco, e ha tantissimi testi di sapore veneziano. Fatto questo, ne emerge dal confronto di tutti questi manoscritti e il confronto tra loro, ne emerge il proprio veneziano, cioè quali sono i testi specifici di Venezia, qual è il calendario che si usa solo a Venezia e non altrove, quali sono i santi veneziani. Ce ne sono moltissimi e sono già stati fatti studi a riguardo, dal Cattin, dal Tramontin, a livello di calendario. Io ho provato a metterci il naso dentro sui testi, ho isolato alcuni testi più interessanti, più caratterizzanti, che ci sono sia nel mio manoscritto ma anche in tutti gli altri veneziani. Vedete qui il ritornare di tante messe che c'entrano con San Marco, ovviamente, ce ne sono almeno 5, la Translatio, l'Apparizio, Sancti Marci, la commemorazione, San Marco del 25 aprile, e qui c'è anche un testo di un prefazio, una cosa un po' anomala, ma quella la lasciamo stare. San Marco e San Marco, non si scappa. E è curioso come mai ci sia, ritorno a quello di prima, perché c'è Ermacora e Fortunato e non San Marco lì nel canone romano se siamo a Venezia? Proverò a dare una risposta fra poco. Nei tanti testi di San Marco ci sono queste varie messe. C'è la messa in traslazione, la Translatio Sancti Marci commemora il leggendario arrivo del corpo di San Marco da Alessandria d'Egitto a Venezia nell'823,
che c'è quella leggenda che racconta questo. Commemorato quando? Il 31 gennaio. C'è poi la messa in Sancti Marci Evangeliste, il formulario del 25 aprile, quello che resta tutt'oggi, comune a tutta la Chiesa romana. Una commemoratio Sancti Marci è la messa votiva in onore del patrono, che si può dire, diciamo così semplifico, quando si vuole, se non ricorre una festa troppo importante. Un giorno, una feria, un giorno qualsiasi, il sacerdote può decidere di celebrare questa messa perché vuole votarsi, messa votiva, al suo patrono. L'ultima, in apparizione Sancti Marci, commemora il ritrovamento delle reliquie di San Marco miracolosamente apparse nella basilica in restauro il 25 giugno 1094. Queste sono le memorie, le date che all'epoca, che nel calendario veneziano erano sempre presenti, e ci sono dei testi specifici relativi a queste. Ma in tutto questo c'è un problema abbastanza grave, perché i veneziani hanno fatto un erroraccio imperdonabile. Marco è definito e catalogato come apostolo. Da quando mai Marco è apostolo? Marco è evangelista, Marco è probabilmente il discepolo di Pietro che scrive il Vangelo a Roma, ok, ma apostolo non lo è tra i 12, eppure questa è l'immagine della messa, vedete in alto, Oratio Sancti Marci, quella in rosso, e poi Beati Marci Apostoli et Evangeliste, Beato Marco Apostolo et Evangelista, Beato Marco Apostolo et Evangelista. Come mai ci siamo sbagliati? Proviamo a guardarci attorno e in tutti i formulari usati a Venezia che riguardano Marco, sta storia dell'Apostolo viene fuori sempre. C'è nel formulario in traslazione Santi Marci, questa è una trascrizione di vari messali che hanno lo stesso testo, e eccolo là, Beati Marci Apostoli. Di nuovo nell'apparizione, Beati Marci Apostoli et Evangeliste. E non basta, perché sto errore, lo chiamo errore ma vedremo che non è un errore, lo troviamo ovunque. Negli Annales Venetici Brevis del XII secolo, quando si parla di queste stesse date, dell'Adventio, che è la Translatio, dell'Invenzio, che è l'Apparizio, e della dedicazione della Basilica di San Marco, il modo di chiamare il nostro patrono è sempre lo stesso, apostolo ed evangelista. Ultimo particolare, c'è un messale in uso a Venezia dai frati, in cui si copia questa orazione per i 12 apostoli. 12 apostoli ci hanno ficcato dentro anche Marco. Perché? Perché c'era la necessità, come in tutte le chiese europee, del radicamento apostolico. E quindi il nostro patrono è uno degli inizi, è uno attaccato a Cristo. Se i 12 apostoli sono i primi propagatori, noi dobbiamo in qualche modo trovare la pista apostolica per dire che siamo tra i primi, che siamo nella giusta sequenza. Qui a Venezia lo si è fatto attraverso, ad Aquileia, Pietro che ordina vescovo Ermacora nella leggenda, o Marco stesso che viene a evangelizzare queste terre, e poi a quest'epoca si ritrova che addirittura Marco è definito apostolo, in maniera da un certo punto di vista erronea, ma allo stesso tempo esprime la fede e la tradizione apostolica che si ritiene esserci stata da sempre a Venezia. Quindi c'è questa curiosità e in cui quando si studiano i manoscritti bisogna sempre stare allerta delle cose che sembrano errori o cose che non sono fuori luogo. Prima di decurtarle, eliminarle, bisogna stare molto attenti, perché tante volte, pur sembrando errori dal nostro punto di vista, sono dei segnali chiari dell'identificazione da dove provengono, o di alcune tradizioni, o di cosa si riteneva, cosa si pensava all'epoca. Quindi c'è questo patrimonio di testi veneziani con un sacco di particolarità. Una di queste, forse la più curiosa, è quella dell'Apostolo Marco. Ecco, se trovate in giro scritto Marco che è apostolo, sapete che lì è un testo assolutamente veneziano. Dunque,
dallo studio dei tanti manoscritti e anche del nostro, io sono riuscito a fare questa ipotesi. Dalla complessità di una chiesa locale esprime varietà liturgica, cioè noi sappiamo che nell'epoca medievale qui a Venezia risiedeva il vescovo di Olivolo, Castello. Il patriarca di Grado già dall'XI secolo sarà traslato di qua, cominciava spesso ad abitare qui a Venezia e poi probabilmente a un certo punto risiedeva stabilmente. E poi c'è la Basilica di San Marco con i suoi canonici, che ha un potere non da poco. Questa complessità, quindi immaginate in una stessa città, Venezia, non aveva poi le altre isole, perché poi Torcello è un altro mondo a sé, c'erano altre diocesi che comandavano solo l'isola di Venezia, con Rialto e le sue terre attorno. Aveva tanti centri di potere e si viene a sapere dai racconti dell'epoca che chi deve comandare su chi? Comanda il patriarca, che è il metropolita ma è ospite a casa di un altro, o comanda il vescovo di Venezia? Alle volte il Papa dà ragione all'uno, alle volte all'altro. Quindi capite, questo si rivede poi nei manoscritti in cui c'è una mescolanza di elementi e fatica a quest'epoca a dire questo è un manoscritto aquileiese, questo è un manoscritto veneziano. Questo, il nostro, verosimilmente è un manoscritto veneziano della Venezia che ha tutte le mescolanze con Aquileia. Forse, dirò alla fine, un manoscritto in uso ad un prete alle dipendenze del patriarca di Grado, perché quel Ermacore fortunato in un punto sensibile del testo dice qualcosa di prezioso, non una cosa banale. Eppure ci sono tutte le altre consuetudini veneziane, chiaramente. Un'ultima curiosità, qui ci sono dei testi, non sto a leggerli perché non abbiamo forse molto tempo ancora, ma se qualcuno capisce di latino può darci un'occhiata. Dalla fine del XIII secolo agli inizi del XIV secolo, in San Marco ci si comincia ad accapigliare, provo a dirla così simpaticamente, perché non si è d'accordo su come si deve celebrare i vari uffici. Uno comincia a dire una cosa, uno l'altra, e ognuno rivendica la tradizione. Ma anticamente si faceva così, non so se capita anche da voi, ma abbiamo sempre fatto così. Non ce lo siamo inventati noi, è da sempre questa storia. E quindi i vari primiceri cominciano a dire: dobbiamo mettere ordine, dobbiamo verificare quali sono le vere consuetudini della basilica, e a un certo punto si dice così: siccome non riusciamo a metterci d'accordo e continuate a fare baruffa tra di voi, chiediamo a Roma il permesso di usare i loro libri. Roma locuta, causa finita. Ci appelliamo a un potere terzo, superiore, e così pace fatta. Cioè, almeno a Venezia è abbastanza chiaro che ben prima del Concilio di Trento, ben prima di imposizioni esterne, è la stessa base che invoca l'uso di libri generali provenienti da Roma, con l'autorità del Papa chiaramente, per mettere pace, perché la storia dei manoscritti, le copiature e quant'altro probabilmente aveva generato consuetudini differenti. Io sono un po' più di Grado, io sono un po' più di Venezia, ma io nel mio manoscritto ho messo dentro anche questo testo e l'ho sempre fatto, è corretto così. Questo provoca, quando ci si mette insieme, capite, grande confusione. Ecco, in quest'epoca si ha la notizia di questa richiesta di unificazione liturgica attraverso le rubriche, le chiamano loro, quindi i testi provenienti da Roma. E qui si capisce perché nello stesso periodo abbiamo manoscritti di forma totalmente diversa. Abbiamo manoscritti che chiameremo antichi adesso, questo Vetus che recentemente si è dato questo appellativo a questo manoscritto, con un ordo misse, cioè una struttura di messa non perfettamente congruente con quelli romani, sufficientemente alterata, diremo noi, ma più antica, e parziali, solo con alcune parti, sono rimasti solo questi, ahimè.
e in uso già i messali della Curia Romana, e quando arrivano qui sono completati con i formulari veneziani, perché si copia il messale romano e alla fine si aggiungono tutte le cose che dobbiamo dire a casa nostra. Quindi Marco, Elena, Marina, per i naviganti si mettono tutti in base, poi qualcuno più, qualcuno meno, ma lo schema, la struttura ormai è quello romano. Dal XIV secolo in avanti poi troveremo solo questo. Dunque il Missale Vetus è un messale, certo, votivo, parziale, ha solo alcune cose, è di dimensioni ridotte. Io lo chiamerei un messale da bisaccia, lo si può facilmente mettere in borsa e portarselo appresso, senza troppa fatica. Probabilmente pesa meno del volume dell'edizione del suo studio. In uso a un presbitero a Venezia, probabilmente dipendente o all'interno delle consuetudini patriarchine di grado. Queste sono così le conclusioni a cui lo studio è arrivato. Dentro qui ci sono un sacco di altri elementi più o meno interessanti, ci sono molti elementi tipicamente di liturgia che vanno a studiare le congruenze o dei particolari utili alla storia della liturgia, che ovviamente qui sono meno interessanti. Ecco, questo è un po' quelle tracce, capite che sono solo proprio tracce, perché partendo da alcuni manoscritti, io concludendo la difesa del mio dottorato dissi così: io ho tentato di, in un grande puzzle, ho preso una tesserina, l'ho provata a ripulire, mi pare che sia abbastanza leggibile ora, e la metto lì insieme alle altre a disposizione. Più o meno ho trovato l'angolo giusto in cui dovrebbe andare, ma non è ancora fatto il lavoro completo di ricollocazione di tutto il puzzle. Ecco, questa è un po' la storia della liturgia, anche la storia della liturgia veneziana. Lavoro o comunque possibilità di fare degli approfondimenti ce n'è in abbondanza. Ci siamo come tempi, dottoressa? Sì, possiamo fare qualche domanda, qualcosa? Ecco, così. Beh, intanto grazie davvero ai relatori, sia alla dottoressa Marcon sia a don Alessandro, per gli spunti che hanno dato di riflessione, di storia della liturgia anche, che è un aspetto forse che, vabbè, per noi magari che frequentiamo un po' la Chiesa ci piace, per qualcun altro è visto, magari frequentiamo la Chiesa vuol dire sia preti sia laici, ma magari che qualcun altro forse che vede un po' come cose passate o altro, ma in realtà, come dico sempre ai miei ragazzi quando insegno, guardate che queste cose non sono catechismo, queste cose sono la nostra cultura. Poi certo è bello anche crederci, però questo va oltre, però non possiamo, basta guardarci un po' attorno, non possiamo venir meno a quella che è la nostra tradizione cristiana, quella che sarà anche la fede dei nostri padri, no? Insomma, se non ricordo male, dottoressa, mi sembra che il primo nucleo della Marzana sia dato dal Cardinal Bessarione, no? Forse, qualche anno, forse, no? Quindi in qualche modo la Chiesa c'è stata, nel bene o nel male, è anche giusto leggere comunque le varie pagine della storia. Grazie, perché gli spunti sono tantissimi. Qualcuno magari potrebbe dire: ma come mai gli studi torcellani organizzano qualcosa su un messale che ha a che fare con Venezia? Beh, insomma, avete capito che in qualche modo Torcello c'entra sempre. San Marco, quando ho visto la traslazione di San Marco, beh, tutti noi lo sappiamo, buono da Malamocco e rustico da Torcello sono i mitici mercanti che hanno portato il corpo dell'Evangelista Marco, tra cui Torcellano è il torcellano più illustre della storia, di cui si sa solo il nome, talmente illustre, si sa poco altro, il nome e basta. Mi veniva così un po' da sorridere, perché chi non è veneziano non capisce cosa San Marco significhi per i veneziani, no? E ho sconvolto Stefania, che ci dà una mano quando è venuta a insegnare qui a Venezia qualche mese fa, ho detto: guarda, pensa a San Marco del Piemontese, pensa quanto è importante per noi. Chi di noi magari frequenta un po' la Basilica sa che se addirittura la domenica di ottava di Pasqua cade il 25 aprile, all'interno della Basilica Marzana c'è l'indulto apostolico per celebrare non l'ottava di Pasqua, bensì San Marco.
La signora facendo di sì, giustamente, perché frequentando la Basilica, ecco, questo è San Marco è storia di Venezia, San Marco è Venezia, Venezia è San Marco. Ma volevo andare un po' su qualche così spunto che mi avete dato, in modo particolare Don Alessandro, più che altro per affinità forse di competenza che non ho tanto con i manoscritti. Volevo chiederti se sei a conoscenza magari di se esiste, questo anche la dottoressa Marcon, esiste un messale, esiste un testo sacro che sappiamo arrivare e identificare come testo veneziano, ma della diocesi di Torcello in modo particolare, perché Don Alessandro a Venezia risiedevano un po' tutti, no? C'era il patriarca di Grado che doveva vivere a Grado, ma in realtà a un certo momento viveva qua, c'era il primicerio di San Marco che era una sorta di diocesi nullius, no? Più o meno, che governava anche su alcune chiese, ma c'erano anche i vescovi lagunari che quando le diocesi hanno iniziato a decadere vivevano qua, i vescovi di Caorle, di Torcello, vivevano nelle abitazioni, nei palazzi di famiglia, almeno fino al Concilio di Trento. Pensate, è dal 500 in poi che i vescovi di Torcello, ad esempio, iniziano a risiedere a Murano, e poi sarà solo nel fine 600 con Marco Giustiniani che viene comperato il palazzo di Bianca Cappello, attuale Museo del Vetro di Murano, per capirci, che diventa la sede del vescovo di Torcello, che mantiene il titolo di vescovo di Torcello, però risiede a Murano per praticità, vicino a Venezia ma dentro la sua diocesi. Quindi volevo chiederti un po' questo, poi volevo chiederti se queste realtà patriarchine veneziane scompaiono. Tu hai parlato un po' della fine del XIII secolo come richiesta di unificazione liturgica, ma se poi si mantiene qualcosa all'interno soprattutto della Basilica, e se questo scompare definitivamente, se scompare definitivamente con Trento oppure con il 1807, quando la Basilica Marciana non è più sede del primicerio ma diventa la cattedrale di quel vescovo, quel patriarca di Venezia che da castello in qualche modo viene in centro città. Mi ero segnato appunto. E poi se hai trovato, o se avete trovato, insomma in qualche modo mi ha incuriosito molto quella citazione di Ermagora e Fortunato nel canone romano, e se hai trovato, anche essendo un messale veneziano ma conservato a Treviso, delle citazioni di quei santi che sono in comune tra Torcello e Treviso. Penso Tabra, Teonisto, Liberale. Ecco, queste sono un po' le mie domande e poi ovviamente cedo spazio agli amici presenti. Grazie. Allora, parto subito da questa cosa qui. Il problema iniziale fu questo: leggere il testo e vedere quali santi c'erano e non trovare nulla di trevigiano, niente. Quindi il problema è: ma questo manoscritto che c'entra qui? Come mai è qui? E da lì è partita la richiesta, diciamo la domanda al manoscritto: ma di dove sei? E è stato abbastanza facile spostarsi verso la laguna e indagare le particolarità lagunarie. Più investigavo Venezia e più c'erano congruenze. Di Trevigiano ci sono le cose comuni, anche Elena è venerata nel Trevigiano, una delle parrocchie dove sono collaboratore è intitolata Sant'Elena, ma le cose tipicamente trevigiane non ci sono in questo manoscritto, quindi non c'è. Che ci siano manoscritti relativi a Torcello, io in qualche modo ci ho provato a buttare l'occhio, non ho trovato nulla che sia emerso. Magari verrebbe da dire trovassimo qualcosa di chiaramente di alcune tradizioni, quant'altro. So che si parlava insieme di un manoscritto conservato, se non sbaglio a Bologna, che si ritiene, io ho provato a guardarci dentro velocissimamente, non ho la sensazione che ci sia qualcosa di particolare o di... Dopo uno studio, finché non si trascrive per filo e per segno un manoscritto e non lo si studia, non si può dir tanto, dal mio punto di vista, che è il punto di vista contenutistico. Chiaro che capite che ci sono due competenze che devono lavorare assieme. Io non sono competente di paleografia come la dottoressa Marconi, anche di codicologia, mi devo avvalere delle competenze di questi studiosi e posso portare lo studio sul contenuto, sui collegamenti liturgici in particolare. D'altra parte, per tornare a Torcello, per quanto riguarda San Marco, siamo partiti a quel tempo dagli inventari di sagrestia
e da un ordinario cinquecentesco che ha permesso di ricostruire quali fossero esattamente i manoscritti in uso presso San Marco. Se mai si ritrovassero per Torcello, cosa che io attualmente non conosco, degli inventari di sagrestia, antichi, dico, prima di Trento, ovviamente, oppure un ordinario, vedi mai, che l'ordinario vuol dire che ti dice quali sono, giusto, i testi qual è la liturgia per le singole feste, e come nel caso di San Marco felicemente ci sono i rinvii ai singoli libri fisici usati. In quel caso è stato comprovato che quei libri erano in uso per la liturgia di San Marco, e siamo riusciti a ricostruire la situazione circa dal XII secolo, non prima, perché ci sono dei problemi per Venezia per l'identificazione di codici più antichi, che finora sembra non esistano codici più antichi. Quindi cerca. No, ma la domanda era... E sulla permanenza delle particolarità veneziane, sì, sono tutt'oggi in tutte le diocesi, in tutte le consuetudini permangono delle specificità locali, fondamentalmente i santi. Trento non ha abolito queste particolarità, anche il messale stampato di Trento, quando si vanno ad aprire, in genere troviamo in fondo un fascicoletto appiccicato o cucito o inserito che dice proprio diocesano di Venezia o di altro, quindi questo diciamo, l'unificazione romana non ha mai cancellato le diversità del tutto, ha portato, se volete, positivamente possibilità di comunione, cioè che io da Trento in poi vado a messa in qualsiasi chiesa del mondo e più o meno dipendeva, latino, e la stessa identica messa, le stesse identiche cose, tranne i santi locali. Questo, se volete, è un vantaggio di comunione, con lo svantaggio di aver eliminato, certo, alcune particolarità. Per quanto riguarda invece rito marcolino, rito patriarchino, io nei manoscritti non ho trovato alcunché d'altro se non alcuni testi. Certo, ci sono nelle consuetudini di San Marco quelle trascritte dall'Abbetto, per dire, non so se qualcuno conosce, che ci sono i manoscritti conservati qui a Venezia trascritti da lei, si parla di alcune piccole consuetudini, di come si incensa nella festa di San Marco i 17 altari, che si deve passare da tutte le parti, il rito lo sposalizio di Venezia con il mare, in cui anche il doge aveva una sua parte, ma è una consuetudine locale? Sì, ma anche a Ravenna si faceva, ho scoperto, e anche in altre città di mare si faceva, cioè ci sono delle cose che sono consuetudini locali dipendenti dall'essere sul mare o meno sul mare, ad esempio in questo caso, o Venezia e la sua potenza, quindi come città capitale e di grandissima importanza, dai testi, quindi e sono poca roba se volete, io non ho trovato granché che non sia catalogabile come consuetudine, che poteva essere una cosa specifica di Venezia come altrove di un'altra parte. Diverso è, per capirci, il rito ambrosiano. Se voi andate oggi a Milano, tutt'oggi si dice la messa con delle particolarità un po' diverse, che non sono del rito romano e che non sono solo testi diversi, ma anche modi di celebrare. Oggigiorno sono piccolini, se volete. Lo scambio della pace non è in quel posto, è in un altro. All'inizio nella messa solenne si cantano i 12 Kyrie e la processione si ferma, non lo so, per capirsi. Hanno la Quaresima, esatto, hanno l'avvento più lungo come i bizantini, hanno 6 settimane invece che 4 dell'avvento, quindi ci sono delle cose abbastanza consistenti. Qui io non ho trovato granché. Cito un esempio di una cosa che c'è,
l'unzione degli infermi. Dicono i racconti del rito patriarchino ottocenteschi, non mi ricordo di chi in questo momento, dicono sì, perché a Venezia nel rito patriarchino si facevano 14 unzioni invece che le 5 romane. Vero, perché c'è un manoscritto che ho letto in cui c'è anche il rito dell'unzione e ci sono queste famose 14 unzioni, ma non è un rito, non fa parte del rito veneziano, patriarchino, perché se si guarda in tutta Europa il numero di queste unzioni variava di consuetudine locale. Ad Amburgo si sarà fatto in un modo, a Parigi in un altro, in Spagna un altro, quindi bisogna distinguere che cos'è caratteristico di un rito, che ha la forza di qualcosa di stabile, e cosa è una consuetudine locale che magari era diffusa in maniera un po' differente in tutta Europa. Io credo che qui ci sia spazio per approfondimenti. Il mio campo specifico è quello di dire voglio andare a verificare sui manoscritti e quindi sulle fonti antiche, e bisognerebbe ampliare il campo nel racconto di consuetudini, racconti di altro tipo che possono, come dire, che dall'esterno guardassero la liturgia e ci facciano intuire qualcosa di più, perché dai manoscritti, tra l'altro, sono così recenti i messali, cioè capite che con il XIV secolo è difficile parlare dell'ottavo o del nono o del decimo. Qui ci sono elementi che permangono di antichità ma non hanno nulla di così speciale o così patriarchino, se volete, o così veneziano. Si apre poi il grande capitolo dei cerimoniali, che è tutt'altro rispetto ai messali, ma è importantissimo per definire delle abitudini locali e che riprendono delle usanze antiche e quindi tendono a caratterizzare poi ciascun luogo. Sì, per dire su questo tema, un mio collega polacco sta per pubblicare un lavoro sui cerimoniali, proprio perché bisogna mettere insieme un sacco di fonti anche di natura diversa per poter illuminare, cioè poter studiare. Uno ha bisogno di tutta una storia che ci sta attorno, e ci fossero cerimoniali veneziani di varia natura sarebbero tra le prime cose da andare a investigare insieme a tutti gli altri libri liturgici, i libri per le ore, la liturgia e quant'altro. C'è qualche domanda? Volentieri. Mi veniva in mente sul rito anche, per esempio, visto che abbiamo tutti presenti, perché siamo stati varie volte al Museo di Torcello, quella bellissima acquasantiera in marmo pentelico di VI secolo che proviene dai santi Marco e Andrea di Murano e che veniva utilizzata con una scritta di benedizione in greco, però utilizzata nel rito latino e utilizzata per la benedizione dell'acqua lustrale nel giorno dell'Epifania. Bellissima anche quella, anche là da indagare un po' di più rispetto a quello che si sa, perché si sa è tanto bella, io me la sono trovata a Napoli, a Ravenna, dappertutto, però oltre a questo che sto dicendo mi sembra si sappia poco a livello liturgico, bisognerebbe andare un po' più in profondità, e è un filone aperto di ricerca, questo sì davvero. Qualche domanda? Fatevi coraggio, dai. Le porto il microfono. Grazie. No, siccome sono molto ignorante, come mai sono accomunati Ermagora e Fortunato, che poi noi a Venezia abbiamo trasformato in Marcuola? Ecco, esatto. Grazie. Allora, secondo la tradizione, Ermacora è il primo vescovo di Aquileia e Fortunato il suo diacono. Quindi Ermacora e Fortunato, come spesso nelle tradizioni antiche, vanno assieme a qualcuno, o Teonisto, Tabra e Tabrata, vescovo con 2 diaconi. Quindi c'è questa, diciamo, alle volte c'è un patrono singolo, il primo vescovo spesso, alle volte c'è una compagnia di amici. Liberale era il laico difensore assieme al suo vescovo, adesso mi sfugge, aiutami, di Altino, di Eliodoro. Quindi ci sono alle volte alle volte restano abbinati anche nel culto, alle volte hanno ognuno la sua strada.
La seconda domanda? Ah, sai, esatto, qui c'è Ermacora e Fortunato diventa Marcuola, per dire nella nostra diocesi c'è la chiesa di San Dono, ma quel dono è la carasi di Abdon e Sennen. Capite un po' voi la lingue cosa portano a un certo punto? Esatto, San Trovaso, San Gervasio e Protasio sono le stesse storie che accadono qui. Quindi anche qui a Venezia sono venerati chiaramente Ermacora e Fortunato, ma provengono da lì, questo è ovvio. Più o meno leggendari, più o meno così, ma comunque fanno parte autentica della nostra tradizione, questo è ovvio. Però nel giorno dei Santi Ermacora e Fortunato, che è il 12 luglio, vero? C'è l'obbligo per il vescovo di Torcello di recarsi tutti gli anni a rendere omaggio al patriarca di grado, e addirittura i monasteri, mi viene in mente Santa Caterina di Mazorbo perché l'ho studiato, dovevano dare al patriarca di grado delle regalie, in modo particolare 2 rombi, ma grandi, dicono i documenti, il vescovo precisa ma grandi, e altre regalie di questo tipo proprio in obbedienza al metropolita gradense. Ed ecco il cerimoniale. C'è la dottoressa Venturelli che mi fa segno, conclude lei, dottoressa, dai, come padrona di casa, e grazie ancora. Beh, innanzitutto è la Biblioteca Marciana che ringrazia di cuore don Alessandro Bellezza e la collega Susi Marcone, naturalmente il Centro Studi Torcellani con il presidente qui presente. Io innanzitutto vi ricordo, mi preme davvero, la prossima conferenza organizzata dal Centro Studi, quindi un appuntamento cui non mancare, giovedì, fra 2 settimane, giovedì 23 novembre alle ore 16:30, Venezia prima delle origini. Avremo il professor Lorenzo Braccesi come primo relatore insieme a Maddalena Bassani. E mi permetto, a proposito di appuntamenti, anche di invitarvi a continuare a seguire le proposte marciane, giovedì prossimo in particolare. Vi invito sempre in questa splendida sala alle 16:30 a seguire la presentazione del volume Da Boiardo a Bembo, studi sulla poesia lirica nel Quattrocento di Tiziano Zanato, a cura di Gabriele Baldassarri ed Elisa Curti, e avremo come relatori in particolare appunto l'autore Tiziano Zanato insieme a Cristina Montagnani, Gino Ruozzi, Gabriele Baldassarri e Elisa Curti. Io concludo e grazie per la vostra partecipazione. Potrete continuare a seguire gli eventi marciani anche sul canale YouTube e rivedere questa interessantissima davvero conferenza appunto sul canale YouTube della Marciana e anche del Centro Studi, se non sbaglio. Bene, grazie. Faccio, se permette, dottoressa, una nota tecnica. Ovviamente in Marciana, la Marciana